Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. Si è costituito subito dopo l'omicidio Gaetano Nucifora, il 57enne di Roccalumera, che ieri sera ha ucciso con 3 colpi di fucile alla testa l'amico Giuseppe Catania, un ex agente della squadra mobile di Messina di 63 anni. La vittima è stata assassinata sul lungomare di Furcisiculo. Si indaga sul movente del gesto. 101 indagati a Palermo per assenteismo nell'azienda RAP che si occupa della raccolta dei rifiuti, 18 i soggetti sottoposti a misura cautelare che entravano nell'azienda strisciando i cartellini per poi uscirne senza che vi fosse alcun controllo. Accertati 1385 episodi di assenteismo, 2800 le ore di assenze accertate con un 40.000 euro di danno. Le indagini sono partite dopo l'esposto di una funzionaria su del carburante rubato ai mezzi della ditta. Non ce l'ha fatta Salvatore Raccuglia, morto a 75 anni dopo il ricovero nell'ospedale civico di Palermo a seguito di un incidente. La vittima era stata investita lo scorso 4 settembre da un taxi mentre stava attraversando Corso Re Ruggero. Un altro incidente si è verificato invece questa mattina lungo viale Vittorio Veneto a Catania. Un genitore col figlio di 6 mesi in passeggina è stato investito da un mezzo a 2 ruote. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. È in chiusura la protesta contro la carenza di organico degli agenti della polizia penitenziaria davanti al carcere di Enna. Secondo i sindacati, la pianta organica redatta dal Ministero è sottodimensionata e non risponderebbe alle esigenze del numero di detenuti presenti. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Il TG Flash ritorna più tardi. Arrivederci.